E ora, dopo il ciclonico Loris, che ha robe credo interessantissime, anzi senza credo, do robe metto a posto proprio a beneficio del videetto. Prima Loris parlando, che avevo un lapsus, se mi permetti. Il primo doge, in realtà, c'era Beraclea, c'era Pauluccius Anafesto, ese del 697, che aveva però l'appoggio del patriarca di grado. Ecco, ese è questo. Quello che vuoi mostrare qua, che è interessantissimo, a comprensione di ciò che noi altri veneti siamo, è scritto che questa eccelsa immagine del leone ti dissuada dal provocare i veneti, giacché essi contro il nemico hanno il vigore del leone. 1553 Porta de Peschiera. E questo è quello che noi altri siamo, o sapevamo 500 anni fa, o sapevamo da sempre. Non dipende da nessun altro, dipende esclusivamente da noi altri. Quando chi ne parla di quanto ben che ne ha fatto i Sabaudi, devi pensare che proprio a Santa Lucia de Piave, nel 1876, 10 anni dopo l'annessione, su 62 personaggi che si rappresentano alla leva obbligatoria indotta dai Savoia, soltanto 12 si stai scelti, gli altri per insufficienza toracica no. Per la prima volta si partiva a fame e i veneti avevano il 90% dei migrati dopo l'unità d'Italia. Non avevano mai conosciuto l'immigrazione. Quindi quando chi mi dice ma il Sud Italia per ogni siciliano si emigra 34 veneti, per ogni calabrese 41 veneti, chi ne venga a contare regioni fortunate e regioni sfortunate. Non esiste, questi popoli che si fa il proprio destino e noi altri qua abbiamo la possibilità di farsi il nostro destino. Dipende anche da voi altri. Bravo. Se avevi voglia vi faccio vedere altre 2 o 3 robette interessanti. Beh, questo è sempre Frederick Lane, si vede molto male. Allora, chi te che ha scritto? Il referendum di Zaia dei storici. Che mancava il discorso del referendum di Zaia. Allora, Mico ha scritto un libro ancora nel 2007 dove praticamente parlavo dell'annessione lombardo-veneto, non c'erano ancora tutti gli elementi, però c'era già, questo sta il libro che ha fatto quella sentenza del 2008, lo trovai su Amazon, La Repubblica Mai Nata. Parla che c'è tutta una parte storica, che adesso me la farò leggere da io così mi corregge qualche errore, però un storico non mi prende. Però siccome è particolare, è Stefani che non te conosci, mio amico. Allora, su sto libro però, fra l'altro mi ho un sito che è palmerini.net. Palmerini.net in questo momento, se devo andare abbastanza bene, fa 5 milioni di pagine all'anno. E qua tutti che pesca quelli che va in giro a raccontare, cioè robe che mi vengo detto stasera, c'è anni che mi redico, e dico che c'è il discorso di San Fior. E vabbè, in questo libro trovai un documento che però lo trovai anche nel mio sito, che è questo. Questi sono i collegi che... a me è già tinta qui, mi è dato già questi sono i collegi del 1946, referendum monarchia repubblica. Tutti sa che più o meno che c'è state delle cose strane che l'hanno là, no? Quel voto là. Però non si sta a considerare una roba. Vediamo quei 2 collegi, questi sono i collegi Udine e Belluno di 938.000 persone e Trieste, Venezia Giulia e Zara, 970.000 persone, totale quasi 2 milioni. Praticamente Udine Gavotà, Belluno non Gavotà, Trieste non Gavotà e tutta la Venezia Giulia non Gavotà, perché che era la storia delle foibe. Questi erano i collegi ufficiali, quello era legalmente territorio italiano, quindi dite mi insegni, facciamo conto che adesso viene fuori, facciamo un esempio per capirsi, che adesso vi fate le elezioni del governo. Il governo vince dell'1%, ma se sta esclusa la Sicilia dal voto. La Sicilia fa il 10% della popolazione, se quei voti ribalta il risultato. Bene, referendum monarchia repubblica, se sta escluso 2 milioni di persone qua, più Bolzano, più tutti i soldati che era di riorientare, per un totale di 3 milioni. E la Repubblica aveva vinto per 2 milioni e 2. Infatti non si è mai sta proclamata la vittoria da parte della Corte di Cassazione. Non si è mai finito il
il referendum monarchia-repubblica, tanto più che questo, te mi ingrandissi l'articolo 1, aspetta no, torna su, allora, articolo 1, secondo capoverso, collegi elettorali, è fatta eccezione per il collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per quale la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con, cioè, se sta a rinviare il voto. Allora, come se è possibile che l'anno dopo la cosiddetta Repubblica Italiana cedesse l'Istria e la Dalmazia che non aveva mai votato? Cioè, siamo sicuri che questa terra qua sia Italia? Siamo sicuri che l'Italia sia una repubblica? Siamo sicuri che noi altri che abbiamo votato per entrare in Italia? Cioè, mi stasera so di darvi degli elementi che dovresti andare a casa a riflettere un attimo, perché forse se devo pagare tasse allo Stato sbagliato, cioè, non lo so. Cioè, però noi altri dobbiamo essere abbastanza intelligenti che avendo ragione non passiamo dalla parte del torto. Quindi non parlare di guerre, armi, andare a fare a botte con i carabinieri, fare stupidaggini o con gli alpini. Cioè, abbiamo da essere, visto che abbiamo le leggi dalla parte nostra e abbiamo anche la storia, l'identità, la cultura, rafforziamo su queste conoscenze in modo da potersi difendere e pretendere i nostri diritti in maniera pacifica. Se riusciremo a fare questo, un'altra volta nella storia avremo fatto qualcosa di molto bello, di esempio per il mondo, perché siamo stati esempio per il mondo. Oggi siamo assolutamente indegni del nostro passato. Siamo dovuti ritirarsi fuori, però siamo indegni. Che potremo mostrare agli altri popoli come si torna sovrani da schiavi senza la guerra. Questo è un bel obiettivo, eh? Potremmo anche riuscire. Però non dovevi ascoltare le teste calde, per non dire altro, che va in giro a dire le stesse robe, i copia tutti questi materiali, dicendo che è roba sua. E che c'è purtroppo tanti, gente che è venuta alle mie serate, che va a studiare il sito, che va a guardare i nostri lavori e che si va a inventare degli rafforzamenti che dopo ti domandano anche schede. Quindi, allora, ci sono tantissime robe che noi altri potremmo far valorizzare che non va bene dell'Italia. Adesso però aspettiamo, adesso c'è una responsabilità nostra che dobbiamo lavorare per avere i nostri diritti in maniera pacifica. Sul discorso dell'autonomia regionale, brevemente, allora, noi altri non siamo un partito politico, non partecipiamo alle elezioni, il ruolo di aggregazione veneta è quello di rappresentare gli interessi e i diritti dei veneti a fronte delle istituzioni. Noi altri abbiamo da chiedere l'applicazione della norma, dopo che sarà qualcuno che questa norma l'andrà a utilizzare nelle scuole, nella politica, quando chi vuole gli altri. Per statuto l'aggregazione veneta è incompatibile con la politica nel senso del partito. Quindi discorso dell'autonomia regionale, allora l'anno scorso Renzi vi ha detto se il Veneto gademo l'autonomia bisogna che gademo anche a tutte le altre regioni perché il Veneto non ha una specificità culturale. Forse le parole esatte non erano queste, ma questo era sicuramente il senso. Cioè, se non te hai una identità specifica tua, non te hai diritto neanche all'autonomia. Se ti non te sei una minoranza nazionale o qualcosa del simile, al manco una minoranza linguistica, e le lingue le decide lo Stato e la lingua veneta non è riconosciuta, l'autonomia te scordi. Il 21 e 22 ottobre si andrà a votare per dare la delega alla regione che a sua volta andrà a chiedere l'autonomia. Ma di che cosa? Di alcune materie che gestisse la regione. Dal punto di vista fiscale nostro probabilmente non cambierà niente. Il governo ha già detto che gli eventuali risparmi che si faranno nella gestione della cosa pubblica siti e iori. Vabbè. Secondo, perché questa autonomia diventa effettiva, che vorrà dopo una legge del Parlamento. E mi chiedo, ma perché mai il Parlamento doveva fare una legge dopo? Cioè, il
referendum l'avevi visto anche Sovramonte, tutti i vari comuni che voleva passare da qua e da là. Chi ha vinto? Se ne ha fregato. Ho visto il referendum sull'acqua. Voi altri pensavi di aver votato per tenere l'acqua pubblica? Invece che avevi votato per il contrario, perché aveva tutto in giro. E adesso gli ha venduto tutto. Quindi perché a Roma io dovrei rispettare la volontà autonomista dei veneti? Se volesse io l'avrei già fatto. Non c'è nessun impedimento perché domani mattina il Parlamento faccia una norma. Non c'è nessun impedimento. Quindi mi dico, non c'è nessun conflitto. La norma 28 favorisce l'autonomia regionale perché riconosce i veneti come minoranza nazionale. Allora, se l'anno scorso Renzi poteva dire i veneti non hanno una specificità, se lo fa adesso il governo, si ciappa una denuncia, perché c'è la legge 28. I veneti sono una minoranza nazionale, non puoi più dire che non abbiamo specificità. Ma se questo è il motivo per cui forse arriverà l'autonomia, quindi bisogna andare a votare il 22 ottobre, però attenzione, va a votare i residenti della regione Veneto. Se voglio parlare dell'autonomia della regione Veneto, non se voglio parlare del bilinguismo, non se voglio parlare dell'insegnamento a scuola, della storia dell'identità e della cultura, non se voglio parlare dei posti pubblici riservati. Anche con l'autonomia il prefetto Saviano Veneto. Invece con la legge 28 te hai tutte queste cose. Se voglio parlare di due cose diverse, che sono complementari. Una se radica sul diritto internazionale, l'altra se sottoposta alla volontà politica. Allora, bisogna andare a votare per dare un segnale politico, indipendentemente da come uno la pensa, il 22 se da andare a votare. Però mi dico, sinceramente, la legge 28 in questo momento può darmi tanto, forse tanto, capì che più di tanto non posso neanche esprimermi. Per cui niente, basta, vi ringrazio. Queste domande? Aspetta, e pensai quanto strana che sta Italia, tra una volta Savilli non San Marco, no? Di Lagunari. San Marco, cosa importa se si Savio, no? No. Madonna. Beh, praticamente sei una canzone che cantare ogni volta che si manca durante la festa repubblica, soltanto che come Alissa, così a Premuda. Che a Premuda mi va bene, ma Alissa è stata una delle battute che l'Italia cacciappa dai veneti, enorme. E questi va canta sulla festa della Repubblica come Alissa, così a Premuda, combatteremo a spada nuda. Pochi siamo ignoranti come camelli. No, il aveva detto chi l'aveva vinto. Che a volta. Alissa? Ah sì? Che ha perso 640 marinai contro 34 veneti. I dispacci era chi l'aveva vinto. Sì. E siete ora anche, allora la Puelcam che praticamente non c'entra niente, ma sempre piemontese. Cioè, fioi, davvero che Stegito scritto che abbia frase, uomini di ferro su navi di legno hanno vinto contro uomini di legno su navi di ferro, però voglio dire, te che una canzone che ti accanti e non si domanda neanche come mai, come Alissa così a Premuda, tanto ha venduto, no? Cosa vuol dire? Baccanai. Che sono domande? Sì, prego. Questo anno la Catalogna dovesse dichiararsi indipendente, questo posso aiutarmi in qualche maniera? Chi, noi? Sì. Ma allora, la Catalogna, a differenza nostra, non è mai esistita come Stato indipendente. Noi siamo riconosciuti come minoranza nazionale, ma come minoranza linguistica e regione autonoma. Secondo le leggi della Spagna, noi abbiamo il diritto di fare il referendum. Proviamo a immaginare che succedesse la stessa roba in Italia. Zaia fregandosene della Corte Costituzionale, convoca un referendum per l'indipendenza. Parte tutti i meccanismi della politica e della magistratura, cioè se c'è qualche scandalo tira fuori scandalo, qualche corruzione tira fuori corruzione, provoca la crisi del governo regionale, corrompe un po' di gente finché fa cascare il personaggio. Se noi trova i metodi ancora più pesanti
no? Ma il rimedio estremo è lo scioglimento della regione a livello di Costituzione italiana. In Spagna è la stessa roba. Adesso questo atto di forza della Catalunya darà modo alla Spagna di dire chi sei versori e quindi di schiacciare il tallone di ferro sulla testa. Secondo me non conosco abbastanza bene la situazione, però non credo che potrà arrivare alla indipendenza, se non tramite la forza e quindi a guerra. Purtroppo io riga questo percorso davanti, noi altri no, noi altri abbiamo le leggi e la storia e il diritto di tornare o in autogoverno speciale come minoranza nazionale o stato indipendente. Adesso l'Italia va da scegliere fra queste due robe. Mi sinceramente sarei indipendentista, però vedo anche che la gente non è pronta, per cui se facciamo 5-10 anni come minoranza nazionale che la gente comincia a imparare la storia, cultura, e fra 10 anni i puttani dei scoe un video come stasera che fa da ridere, lo vede come archeologia, perché era uno che sapeva 4 robe in confronto a Iori che ne sarà 100, e certamente mi preferiria un percorso di pace perché noi altri veneti dopo siamo amanti della pace, del benessere, sappiamo che le guerre non portano, siamo pragmatici, appunto. In questo momento quasi è anche stupido parlare di certe robe da parte nostra. Sì. Ecco. Ho risposto? Sì, ma a questo punto chi è che può obbligare l'Italia a rispettare? La Corte, allora, che c'è diversi passaggi, noi altri che abbiamo già fatto presente sull'applicazione della Convenzione quadro sulle minoranze nazionali, che c'è un organo speciale che vigila, che si chiama Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è l'ente che fa le sentenze del Tribunale dei diritti dell'uomo, eccetera, no? Quindi la storia, tutti lo conosciamo per la storia del crocifisso, per la storia in realtà di tante robe, però col Trattato di Lisbona del 2009, cioè la Costituzione europea, se cambia molto l'assetto normativo. Le sentenze del Consiglio d'Europa sono vincolanti. Siccome il Consiglio d'Europa non può negare i fatti e l'applicazione di questa norma se non autodistruggendosi, mi credo che se l'Italia non rispetterà queste norme, chi lo farà fare il Consiglio d'Europa. Certo è che se noi altri siamo in tanti, siamo forti e siamo consapevoli, potremmo anche andare nella Corte internazionale di giustizia a far valere la nullità dell'annessione, la nullità del referendum monarchia repubblica e il governo colonialista e razzista. Però bisogna essere in tanti con la testa sulle spalle. E avere un documento, ci sarà un documento. Questi qua che ti hai visto stasera sono una parte dei documenti. No, personale, tutto con cui posso dimostrare che fai parte della minoranza nazionale, nazionalità Sì, veneta. eccolo qua. Basta che ti iscrivi. Già iscritto, già a gennaio. Ah, bravo. E ora ti sei legalmente veneto, avuto un certificato, ti mandiamo il certificato. E Tesserino ancora, purtroppo che manca i nostri problemi, e che un po' dei politici che si entrai per cavalcare, dopodiché in qualche maniera si anche andano via. E quindi il tesserino non lo abbiamo ancora istituito. Ecco, una roba importante che può fare è trovare delle associazioni culturali identitarie che vengano dentro l'aggregazione veneta, perché sarà che decidiamo le istanze da fare, sto tesserino di identità nazionale veneta, come farlo, lo decideremo là. Quindi sarà che si decide, e là mi conto uno come tutti gli altri, o che sei i membri rappresentanti, mi sono il portavoce dell'aggregazione veneta. In questo momento sono rappresentante legale, sarò presente là il 5 di dicembre, in veste, però ho la delega da parte dell'aggregazione veneta. Io qua, Danilo, è il rappresentante di Mosmaiolo, che è una delle associazioni partecipanti, che siamo in 12 associazioni in questo momento, e dopo che sei tu un segretario e un vice segretario che si occupa della gestione dell'assemblea, quindi siamo leggeri. E c'è tanto da fare, c'è gente qua che lavora con noi, qualcuno qua stasera, che magari qui che fa il video, ho detto Massimiliano così di registrare, siamo qui con mezzi zero, siamo di cercare di mettere in piedi
le robe. Strada che se però, noi abbiamo un percorso davanti legale e pacifico, dipende solo dal numero e se non si fa motore in giro dagli opportunisti e dai falsari. C'è qualche altra domanda? A posto. E a proposito di Catalogna, ti dico che aggiungo qualcosa che, anche senza microfono, perché questa è semplicemente una curiosità. Per dire quanto che noi altri comunque abbiamo un certo humus, considera che dopo la seconda guerra punica moltissime famiglie della Venezia si stanno mandando viene dove? Come in Catalogna. Adesso facciamo un 218 fatalità, la regione più definitivista della Spagna è Catalogna. E a Catalogna che ha anche una lingua che sta simile alla nostra romanza attuale. Fatalità, moltissimi coloni della Venezia sono andati proprio a colonizzare la zona della Catalogna. Come premio, come... Perché si faceva così, si regava di terra e siccome l'Italia a quel tempo c'era abbastanza abitata, allora che oh, chi sei che vuoi andare? E molti veneti se andai. Adesso facevo altri uno più uno. Sì, ma i sei discendenti veneti è vero. Ma quanto fetenti sei? Per non parlare di Vandeani, gli unici che si ribellare in questo francese, a questa zona di veneti della Bretagna. Poi, un DNA cattivo, come il Palò quando aveva le mani. Tosto. E alcuni anche iniziali. Mi ha portato i movimenti fino adesso, tipo Liga, Lega, per l'autonomia, era tutto fumo negli occhi, non si ne parla fino a tecnicamente parlando, in teoria, chi era al governo gli poteva anche spingere sull'acceleratore e imporre al governo di fare riforma costituzionale. Io ho avuto due belle occasioni perché mi penso soprattutto quando l'anno che era Berlusconi al governo con tutta la storia delle ragazzine eccetera eccetera, si voleva che poteva dire ascolta o l'autonomia o tutti casa. Non so, i partiti che hanno tutta una sua dinamica interna, che se le fazioni, che se... Anche adesso dentro la Lega qualcheduno non è simpatica l'identità veneta. La maggior parte credo di no. Lega Veneta. Liga Veneta. Lega Nord non necessariamente condivide questo percorso identitario veneto, per cui l'autonomia della regione è una roba, l'autonomia dei veneti in quanto popolo è un'altra. Cioè la legge internazionale, questo non avevo valorizzato abbastanza, prevede che noi altri abbiamo diritto ad una vita comune, anche in termini di cultura e di movimento, con l'Istria e la Dalmazia e tutti quei che dopo potrà dichiararsi venete. Faccio un esempio. Adesso praticamente da quest'anno se te passi in Croazia qua barca e senza avvertire la marina italiana, la capitaneria da porto, credo che sia un multone pazzesco, 350 euro, vedo che te l'ho detto. Questa norma a mio avviso è contraria ai diritti di minoranza, perché è un nostro mare interno quello là e noi altri non possiamo essere ostacolati nella circolazione all'interno delle nostre terre di minoranza nazionale. Però siccome io non ho tempo di stare a dire una roba del genere, è uno con la barca che dice mica scrivo mi non voglio la barca però che sia la norma, quindi è diverso. L'autonomia dell'identità veneta è transregionale, transnazionale, se c'è qualche radicale che piace tanto e meno sono radicale, e se una roba radicata sui diritti umani su un trattato internazionale, se qualcosa di superiore alla Costituzione, alle Costituzioni. Quindi non c'entra, c'è l'autonomia. Ti ho fatto una domanda ai partiti, qua stasera che sono a parlare non vedo i politici perché è una roba che nasce da qualcos'altro, non nasce da me, dai comuni, dai consiglieri regionali che ha creduto, anche dall'opposizione, da tutta una serie di fattori. Adesso dipende da voi altri. Ho fatto un conto che ufficialmente noi altri, Regione Veneto versa gas
21 miliardi, 22, in realtà è molto di più perché non viene considerato l'IVA e tante altre robe, 22 miliardi a testa all'anno della Regione Veneto. La Regione Veneto c'è 5 milioni di abitanti, compresi i neonati di tutti, compresi i neonati di immigrati e i centenari, quei che c'è. Se non sbaglio a fare i conti, vi fuori che come minimo ogni residente gassa allo Stato italiano 5.000 euro l'anno. Una famiglia di 4 persone è 20.000 euro. Te cambia macchina, te fai ferie, te compri vestiti e te avresti il reddito più alto d'Europa. Tutti questi soldi cosa serve? A tenermi come stiamo. Cioè, sentite me dai che i soldi là mi te libero il Veneto, anche con molti meno. Con 1 milione di euro si può fare la causa internazionale. Quindi mi basta molto poco per liberarmi, ma al momento veniamo deprivati delle nostre risorse che devo utilizzare per tenermi schicciare. Questa è in realtà dal 1866, forse anche da prima, anzi senza forse, da Napoleone, bandito, corso. E ora praticamente come si fa ad andare fuori? Sicuramente non con le armi, per chi ti passa da terrorista. Col passaparola è un'arma gratis. Internet, portare in giro i moduli, organizzare una serata come che ha fatto Moreno, anche se siamo in 30, va bene. Adesso ognuno di questi qua può essere un propulsore. E al momento non abbiamo tanti altri metodi. Internet, stasera siamo devo filmare perché faremo ogni tanto una pillolina. Allora iscriversi, far iscrivere sulla mailing list, e ogni volta che buttiamo fuori una roba arriva i 2 minuti di video, che se la Valeria che si andrà fuori a fumare probabilmente, che se devo scrivere degli articoli e ogni settimana buttiamo fuori qualche articolo, qualche pillola di cultura, e tutto questo tiene accesa la lampadina. Quando sono partito nel 98, 97, 1997 andavo in cerca di qualcuno che scrivesse su un foglio come Chiesa Veneto. Ho messo 3 anni a trovare dopo. 2 anni, 99, ho trovato 2, proprio, cioè, uno era segato, mio amico, che vabbè, e stato uno che dopo, insomma, che vuole una brutta, non importa, e sta molto difficile. Adesso abbiamo tanti gruppi, tanta gente che si deve parlare, mistificando, che si stampa, che si dà pronta di aspettare, di valorizzare qualcosa di negativo. Bisogna che siamo portatori sani della nostra cultura, arriveremo. Mi fa sempre l'esempio del roulette. È come se fossimo al tavolo del roulette. Giochiamo e perdiamo, ma potremmo continuare a giocare sempre. Giochiamo e perdiamo. Prima o dopo sbarchiamo. Noi abbiamo i gettoni infiniti, abbiamo millenni di cultura. Basta che buttiamo fuori le pilloline sul 1866, le banche, quello che si sta, tutti i nostri diritti negati, e dire siamo sottoposti al nazista, eccetera, eccetera, e dai, arriviamo. Un po' di pazienza, dipende anche da voi. Dipende anche da quanto ti darà da fare te, con calma, eccetera, con i limiti che ognuno ha. A me mi sono mangiato tanto, io non consumo tanto, ma non pretendo che tutti siano martiri. Ognuno fa quello che può, Danilo fa il suo, Mario fa il suo, tutti quanti può fare il suo, con calma faremo. Altro non si può. Si vede più, domani veniamo qua, vi interroghiamo tutti e vediamo.